Cari amici del Circolo Acustico, benvenuti. Mi chiamo Pierluca Montessoro, è un po' di anni che partecipo agli eventi del Circolo Acustico e desidero innanzitutto ringraziare Luis Armato, ideatore e cuore pulsante del Circolo Acustico, e anche Sabina Pat, che oltre a metterci sempre a disposizione delle splendide fotografie, adesso elabora anche questi video che sono un'ottima occasione per restare vicini nonostante i tempi difficili. Desidero farvi ascoltare in questa occasione una canzone particolare perché in realtà si tratta di una trappola mentale in forma di canzone. Si intitola Silenzio tra noi e se l'ascolterete con attenzione fino in fondo penso che vi sorprenderà. Minuti che passano, tempo che scorre, supremo Signore di futuro e passato. Io con pazienza attendo e ti guardo per cogliere un segno, un gesto accennato, ma ancora una volta io resto deluso, assenza di ciò che avrei voluto sentire, eppure ostinato non ho ancora chiuso, sperando che tu abbia qualcosa da dire. Ricordo il tuo volto nei tanti momenti di tutto il tempo che ti ho dedicato. Incrociavo i tuoi occhi, incrociavo il tuo sguardo che sembrava davvero interessato. Ma era soltanto una mera illusione, chimera di un vecchio sognatore ormai stanco, che svanisce alla luce della ragione e lascia un vuoto come un foglio bianco. Un'emozione ora solca il tuo viso, mentre non parli non mi dici niente, inafferrabile pensiero impreciso, e intanto mi fissi con sguardo assente, ti vedo inseguire un barlume di idea, ma poi ti sfugge, forse era fallace, il tuo sguardo si perde di nuovo nel vuoto, e ancora una volta tra noi tutto tace. L'emozione si spegne e lascia il tuo viso, ancora non parli, non mi dici niente, imperscrutabile pensiero indeciso, e intanto mi fissi con sguardo assente. È così che finisce il nostro incontro, non riesci proprio a dirmi un bel niente, non hai studiato, sei impreparato, te ne vai bocciato, mio caro studente. Ecco, penso che adesso avrete voglia di riascoltarla e vi accorgerete che ogni verso vi apparirà sotto una luce completamente diversa. E devo anche dire che questa canzone è una canzone che dovrebbe far riflettere sul pregiudizio, cioè quell'idea che ci facciamo di ciò che ci circonda basandoci su pochissimi elementi, pensando di aver capito le cose e le persone. E purtroppo a volte questo ci porta a appunto costruirci dei giudizi basandoci su elementi molto incompleti, addirittura nei casi peggiori l'etnia o il colore della pelle di una persona, e questo non deve succedere. Vi ringrazio, vi abbraccio e spero di rivedervi presto. Ciao!